E salutiamo e ringraziamo per essere disponibile oggi l'avvocato Andrea Arman. Buonasera avvocato. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, aggiornamento come di norma, insomma mi pare che ci sia un bel passo avanti, quindi va spiegato qual è questa novità e diciamo pure ai nostri radioascoltatori cosa consiste questo passo avanti, ecco, mettiamola così. Allora, questo passo avanti interessa coloro che sono nel cosiddetto secondo binario, ovvero quelli che hanno un reddito superiore ai 35.000 euro e un patrimonio superiore ai 100.000 euro. Per costoro che la legge prevede una sorta di arbitrato, mancava sino a 3 giorni fa il meccanismo della tipicizzazione previsto nella legge istitutiva del FIR. Finalmente è stato distribuito il documento redatto dalla Commissione sul FIR e quello che ci lascia perplessi è che il documento porta data 13 ottobre ed è stato diffuso l'altro ieri, quindi con 2 mesi di ritardo, nel corso dei quali noi abbiamo come sempre arrancato con la speranza di ottenere qualche cosa, e già era stato fatto, almeno apparentemente. Comunque facciamo buon viso a cattivo gioco. Sì. Oggi ci sono le tipicizzazioni. Cosa consistono, cosa contengono? Ecco, dare un po' di spiegazioni a questi documenti. Le tipicizzazioni contengono delle fattispecie standard che una volta individuate mettono automaticamente il risparmiatore nella condizione di essere indennizzato. Faccio un esempio. Il risparmiatore ha subito una violazione a livello di compilazione del profilo MiFID. Questa ipotesi è tipicizzata e questa da sola, senza andare a dover istruire tanto la pratica, consente di accedere al FIR. Quindi uno snellimento, insomma, ecco, un passaggio che va, porta velocità alla pratica, ecco, quindi non ci soffermiamo sulle. Sì. Sono formali forse queste piccole. Sì, dovrebbe perché le tipicizzazioni come documento della Commissione sono state diffuse, però ad oggi il sito non è ancora stato aggiornato in funzione delle tipicizzazioni. Ecco. Quindi, e allora diciamo che la burocrazia arranca sempre e ritarda. Va bene, seppur con ritardo sono arrivate, insomma, ecco, sono arrivate qualche giorno fa, come ha detto lei, però ecco, del 13 ottobre magari qualche perplessità forse è nata e forse è sorta, insomma, comunque. Siamo piano piano qualche passo in avanti. Qualche passo in avanti concreto, perché insomma elimina anche altri passaggi, quindi si va. Allora, tanto così perché qualche radioascoltatore poi chiede sempre quando si pensa arriveranno un primi rimborsi, qualcosa di concreto, ecco, qualche soldino che si vedono accreditati i nostri risparmiatori. Non mi azzardo più a fare una previsione. Niente. Mi auguro entro la fine della primavera, entro giugno, di vedere i primi soldi, me lo auguro. Però le difficoltà di dialogo con Consap, che gestisce la piattaforma, sono notevolissime e questi signori talvolta hanno la pretesa di sostituirsi al legislatore nell'interpretare la norma e questo crea difficoltà applicative non indifferenti. E chi fa da tramite con loro e voi associazioni, che siete parecchie insomma interessate a questo fenomeno? C'è qualche intermediario oppure comunicate direttamente con Consap? Ma allora Consap ha dei propri canali di informazione dai quali ha escluso le associazioni dei risparmiatori veri e parla con persone di loro fiducia che in molti casi sono esponenti romani delle associazioni di consumatori. Probabilmente perché fra romani parlano la stessa lingua, noi siamo un po' troppo irruenti, siamo un po' troppo, come dire, attaccati alla velocità al risultato. Non è facile ragionare, ecco, questo che si sappia, però insomma un po' alla volta si arriverà a qualche risultato. Quello che ci rammarica è che il governo, oltre ad aver fatto questa legge sul fondo indennizzo risparmiatori, aveva promesso tutta una serie di interventi
per lenire situazioni di gravissimo disagio che stanno subendo i risparmiatori. Tante volte abbiamo parlato delle baciate dirette inverse, Sì. altre volte abbiamo parlato degli NPL. Sì. Ecco, non è stato fatto niente, il governo è totalmente assente su questo fronte, delega ancora una volta la soluzione dei problemi alla magistratura, però la magistratura fa la magistratura, ha dei tempi lunghissimi e dei costi molto elevati. Se ci fosse una coerente scelta razionale da parte del governo, si potrebbe fare tutto velocemente con pochi costi, però pare proprio che non rientri nella formazione mentale di chi sta a Roma. Quindi anche per scaricare un po' il problema ai giudici rifilano questa problematica, e così forse anche un motivo politico può essere, non so, Ma forse. probabilmente sì, ma faccio l'esempio sempre delle baciate inverse, Sì. La più brutta delle operazioni fatte sulla pelle dei risparmiatori, Sì. che potrebbero essere risolte facilmente con una norma che dice le baciate inverse sono nulle e vi è compensazione fra poste attive e passive banca creditore. Con 4 righe di norma si risparmierebbe un contenzioso di alcune migliaia di cause. Quanto costano alla collettività alcune migliaia di cause? Quanto costano ai singoli risparmiatori? Quanta infelicità provoca questa inerzia del governo, che invece di agire chiacchiera e non opera? Questo è drammatico, perché per esempio nelle tipicizzazioni sono state inserite, e noi lo avevamo contestato, le operazioni baciate, e quindi le operazioni baciate danno il diritto ad essere indennizzati al 30%, ma è pacifico che le operazioni baciate, sia dirette che indirette, sono operazioni nulle, in violazione di legge, ma il governo non prende posizione. Ed allora qualcuno dice lo fa perché attraverso le operazioni baciate va ad agevolare Banca Intesa, che detiene un grosso patrimonio di baciate inverse, e la SGA, che oggi si chiama AMCO, che ne detiene uno molto importante di baciate dirette attraverso la liquidazione coatta, perché non sono direttamente in gestione alla AMCO, sono ancora in mano alla liquidazione coatta le baciate dirette, ma prima o dopo dovranno prendere una decisione. Quindi tutte situazioni che se vi fosse un approccio più tecnico, meno chiacchierone e più efficace, potrebbero essere facilmente risolte. Certo, quindi insomma tutto un rinvio, scaricare su altre istituzioni e non prendere le decisioni che ci vorrebbero, e come dice lei insomma sarebbe la via più veloce, più immediata per sistemare queste baciate. Allora, Consoli ha visto un po' la situazione, è pesante questa posizione di questo ex dirigente oppure no? Ma No, guardi, sicuramente non è una posizione comoda, sì. però io in questo momento vedrei, lui è già indagato, quindi è già nell'atteggiamento mentale dell'uomo processato, perché così si trova, ma la dichiarazione dello stato di insolvenza, che estende il comportamento lesivo degli interessi della banca anche al periodo successivo al 2015, secondo me dovrebbe preoccupare sicuramente Consoli, ma ben di più i nuovi amministratori delle banche, amministrazione Carrus e i dirigenti successivi, perché noi lo sosteniamo da sempre, l'abbiamo sostenuto anche nell'istanza che abbiamo presentato affinché venisse dichiarata lo stato di insolvenza. Le banche, specialmente Veneto Banca, nel 2015 era messa male, ma non era da fallimento. Le condizioni per il fallimento sono maturate durante la gestione Carrus, e lì la magistratura dovrà andare a vedere, perché è stata resa pubblica l'azione della Guardia di Finanza e sequestri, perché non è stata fatta un'azione immediata per la risoluzione della crisi, perché non sono stati fatti gli aumenti di capitale così come promessi in assemblea del 19 dicembre 2015. Ci sono tante cose che secondo me dovrebbero preoccupare
di più i nuovi amministratori rispetto a consoli. Rispetto a consoli, certo. E quindi anche questo, insomma, è una posizione un po' particolare, tanto se ne parla in questi giorni. Allora, avvocato, quindi insomma banche che hanno avuto questo destino le nostre due, ma la banca di Bari come la vede lei, quella popolare di Bari? Non la vedo, nel senso che non mi interessa per una questione di igiene mentale mia, per non avvelenarmi il fegato. Allora, che la banca di Bari fosse lessa lo sapevano anche i bambini. Che Banca d'Italia fosse a conoscenza di tante situazioni che ora dopo ora vengono a galla è realtà. Cosa vuole che le dica? Questo è un paese dei balocchi dove ci si nasconde dietro alle dita e c'è qualcuno che dice non ti vedo perché sei dietro il dito. Chiaro, chiarissimo, chiaro. Allora, insomma, intanto torniamo a noi. Allora, dunque, appunto, c'è questo passaggio passo in avanti, come dicevamo in apertura, e quindi ecco, adesso le domande vanno bene, vengono accolte, si trasmettono correttamente. Non so, prima c'erano degli intoppi a livello informatico, invece adesso mi pare che siano più snelle le procedure, sì, no? Ecco. Sono più snelle, sì. Però io non mi occupo direttamente di inserimento dei giusto, dati. Giusto, quindi non sono molto preciso in questo, però sento i nostri collaboratori che bestemmiano e sono tutti andati a confessarsi sotto le festività, quindi credo che proprio facile non sia. Non sia tutto facile. Va bene, insomma, pazienza, come dice lei, ma ce la faremo, andiamo avanti, duri i banchi, adesso lo dico anch'io, vedi insomma che anche mi ha influenzata, e quindi insomma andiamo avanti su questa strada per portare a casa qualcosa ai nostri risparmiatori che insomma stanno lì. Lei ha detto, non mi pronuncio, ma primavera, giugno, insomma, ecco così, grosso modo. Secondo me, prima dell'inizio dell'estate, forse vedremo i primi soldi, forse. Dopo, all'interno di questo governo ci sono interessi molto contrapposti. Da una parte c'è il PD, che è la forza di governo che di fatto ha determinato la crisi delle banche popolari venete ed aveva fatto la legge Baretta Puppato Santini. Da st'altra ci sono i 5 Stelle che nel momento in cui si rendono conto di chi sono non si ricordano più di che cosa erano, e quindi posizioni che cambiano, insomma, posizioni che cambiano a seconda del momento, insomma, ecco. Comunque, insomma, ci sono le associazioni, ci siete voi per fortuna che siete costantemente impegnati, siete un punto di riferimento, date sostegno materiale ma anche mi pare psicologico a tante persone che si leggono dei fatti che insomma a volte vanno a sfiorare i drammi, quindi ecco, per fortuna che ci siete voi, ecco, associazioni. Noi facciamo il nostro meglio, abbiamo fatto questa installazione a Cornuda che ha riscosso grande successo con le croci di cartelli, e ringraziamo Veneto Strade che ci ha dato le autorizzazioni. Però di fondo vede il problema dei risparmiatori, come tante volte ho detto, è un problema importante che tocca direttamente migliaia di persone, le tocca economicamente, le tocca moralmente, perché siamo stati trattati da speculatori. Io lo ripeterò sempre, noi non siamo speculatori, non siamo soggetti a cui è andato male un affare, noi eravamo e siamo risparmiatori e questa dignità il governo ce la deve riconoscere. Però di fondo c'è un problema molto più vasto che è l'impostazione generale della finanza in Italia. Il problema degli NPL, dei recuperi forzati, dei crediti ammalorati andrà a colpire migliaia e migliaia di persone, creando disagi enormi fra i deboli. Nessuno in questa situazione si interessa dei perdenti della globalizzazione. La globalizzazione viene dipinta come un evento straordinario, un nuovo Eldorado. In effetti è così, ma per molto pochi. Pochi si arricchiscono con la globalizzazione, molti si impoveriscono e si impoveriranno. Allora la mia esortazione è ai molti che non stanno facendo i milioni con la globalizzazione, ma che si sono lasciati convincere da una propaganda, una pubblicità martellante e continua, aprite gli occhi, svegliatevi, perché fra qualche anno non ci sarà più il tempo di rimediare ai danni che stanno facendo al nostro benessere.
Mh. Ma si può tornare indietro dalla globalizzazione secondo lei, avvocato? Secondo me sì, 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 si può. senza nessun problema. Ci sono aree del mondo che sono parzialmente globalizzate, ci sono situazioni in cui si può convivere con globalizzazione e non globalizzazione, ma poi affrontando il tema, noi abbiamo la globalizzazione secondo la scuola di Chicago, l'esasperazione assoluta del profitto come obiettivo, ed è stata persa tutta l'impostazione sia marxista ma ancora più importante cattolica, che invece vede il denaro funzionale al benessere dell'uomo. E questi sono passaggi che meriterebbero davvero un riaprirsi delle università a questi temi. Sono molti gli studiosi che già espongono il loro pensiero molto coerente su questo punto, però non trovano spazio perché la stampa è a reti unificate. Noi vediamo che quotidianamente ci bombardano con il bello della globalizzazione. Ma chi si ritrova a casa, chi si ritrova con le realtà economiche spostate da un continente all'altro perché è più conveniente, chi si ritrova con gli NPL che li butteranno fuori di casa, questi sono i perdenti della globalizzazione, saranno moltissimi. E quindi uno scenario abbastanza preoccupante in sostanza. Anche perché la globalizzazione non prevede il risparmio. E un uomo senza risparmio è un uomo che non ha libertà. L'altro ieri a Cornuda si sono fermati alcuni giornalisti e uno mi fa: avvocato, ma lei come fa ad andare avanti continuamente su questa battaglia? Ho detto: perché sono un uomo libero. Come un uomo libero? Sì, io ho risparmio che ho deciso di investire in questa battaglia che per me è sacrosanta. E con me lo fanno decine di altri risparmiatori che sono nel coordinamento Don Torta, che gratuitamente lavorano ogni giorno. Noi abbiamo il risparmio ci rende liberi. Chi invece è costretto a dover andare ogni giorno al lavoro all'ora, che non ha i 10 euro per pagare il gasolio e andare a Venezia, che non è nella condizione di potersi permettere una trasferta per esprimere la propria protesta, quello non è più un uomo libero, però è un uomo globalizzato. Quindi teniamo l'uomo senza risparmio, diventa uno schiavo, in sostanza. Diventa uno schiavo. È la libertà la garanzia, esatto. È il risparmio la garanzia. È il risparmio che mi rende un po' libero di fare le mie azioni e di non essere soggetto ad altri enti. Senz'altro è così, restiamo liberi perché qua c'è tutta una manovra anche sul contante, sarebbe da fare qualche pensiero, perché là ci sottraggono i soldi che abbiamo in mano materialmente, e se una banca fallisce siamo anche senza qualche spicciolo in contante. Arriviamo anche a questo, speriamo di no, per carità, però. No, se non ci svegliamo ci si arriva. Ecco, anche questo. È chiaro che ci arriverà. Perché togliere a tutti, o quasi, adesso ho appena fatto un cenno a quella che è il provvedimento della legge di bilancio dal 1° di luglio, da 3.000 euro passiamo a 2.000 euro, quindi il contante nelle mani dell'uomo, dei soggetti, viene sempre più ridotto, insomma, quindi stare attenti. Ma certamente, l'altra sera vedevo Lilli Gruber, no? Che lei è globalizzata anche nel Bupolino, e che diceva: ma aveva invitato uno stilista italo-francese, un uomo da milioni di euro di reddito, e fa: ma noi in Francia con il contante stiamo benissimo. Ma sono tutte balle. In Francia starà bene lui con la carta di credito, ma la popolazione francese sta soffrendo terribilmente, soffre più di quella italiana, tant'è che sono in piazza ormai da mesi. Sì, esatto, con la riforma delle pensioni, con altri provvedimenti. E con gli aumenti e con tante situazioni di disagio, con le tasse sulla casa. La Germania non è l'Eden che ci viene descritto, in Germania ci sono sacche di disagio profondissime. A conti fatti, la realtà nella quale si vive meglio, perché meno globalizzata, è l'Italia. E difatti gli altri paesi stanno combattendo con volontà e decisione per globalizzarci il più in fretta possibile, perché possiamo essere un cattivo esempio. Ecco, quindi manovrarci ancora meglio. E questo è importantissimo, sono passaggi importanti. Il contante non è solo un fatto materiale dei soldi in mano, è questione di libertà. Teniamolo presente. Teniamolo presente. Avvocato, noi la ringraziamo tantissimo, sempre molto chiaro e molto profondo nelle sue argomentazioni, e soprattutto ci apre gli occhi. Ecco, questo è importante. Alla prossima, avvocato. Volevo aggiungere. Anno sia un anno di verità. Ecco, un anno di concretezza. Grazie, avvocato, grazie mille. Alla prossima. Buona serata, auguri a tutti. Grazie. Anche a lei, auguri.
Eh sì, stiamo attenti con il contante perché come vedete, banche che falliscono, banche che restrizione del credito e se ci manca anche il contante per le nostre cose magari più immediate, siamo proprio uomini, persone schiavi, insomma soggetti schiavizzati. Quindi attenti a questa propaganda del tutto e il tutto e per tutto per appunto combattere il contante con la scusa dell'evasione, con la scusa di questo qua, invece no, uno deve avere la libertà di gestire il proprio denaro come vuole, o attraverso la carta di credito, oppure appunto con il mezzo appunto contante che non è quello che fermerà l'evasione e l'evasione non è in questi termini, è a livelli molto, molto, molto elevati, come abbiamo avuto modo di dire altre volte. Allora, ultimo sguardo al nostro 2019 lo diamo con un grande giornalista, direttore, come vi avevo detto in premessa, perché adesso andiamo a contattare Luigi Bacialli, direttore delle testate giornalistiche, Rete Veneta, insomma, vedete, quasi tutte le sere ci conduce appunto in questi programmi, in questi talk, dove si parla di tutto, vengono toccati tutti i temi appunto che ci riguardano, approfonditi attraverso approfondimenti, attraverso ospiti eccezionali, preparati, insomma, comunque meglio del giornalista Luigi Bacialli, non c'è nessuno per dirci come va il Veneto e come è andato e come si chiude questo anno 2019.